Alcamo che oggi è in formazione rimaneggiata, mancano Capitallo Monaco e Ricco Bono, intanto parte la gara proprio in questo istante, deve incontrare le squadre appunto che sono tra quelle più accreditate. Attenzione a questo cross, la parata di Misseri, era Traoré, già pericoloso il Cus Palermo. Pallone lungo a cercare, vediamo Lentini, il colpo di testa di Lentini. Bella l'idea, Lentini, poi Spina, Bellia, vediamo Spina, ancora Spina, entra in area, attenzione, e c'è il tocco di Vinci. E il direttore di gara decide di chiudere qui il primo tempo, poi il signor Daniele Gattuso della sezione di Caltanissetta. Vediamo che parte proprio adesso la parte disturba Costa, indietro serve Vinci, pallone lungo a cercare Traoré, vediamo Traoré che salta Mancuso, il pallonetto di Traoré e il gol di Traoré, incredibile, gol del Cus Palermo, contropiede, pallone in mezzo, colpo di testa di Mancuso e gol, il pareggio di Alessio Mancuso, no, incredibile, ma addirittura posizione irregolare di Mancuso, palla indietro, Gasparicone che allontana Caruso, poi Spina, Tantillo, Lentini, fermato da Carollo, cade a terra Carollo senza essere stato toccato, Failla, vediamo, riparte l'Alcamo, palla centrale, attenzione, Tantillo, e il gol di Tantillo, il pareggio dell'Alcamo, il pareggio meritatissimo dell'Alcamo con Tantillo, Daniel Tantillo, classe 2007. Palla che ora arriva, vediamo a Mineo dentro l'area, c'è Mancuso che lo contrasta, ancora Mancuso, viene superato da Mineo, il tiro di Mineo e il gol, incredibile, il gol del Cus al 43esimo. Drago, il secondo palo, attenzione, la trattenuta incredibile su Mancuso e il direttore di gara che lascia correre. Questa potrebbe essere l'ultima azione della partita. Mancuso, e finisce qui la gara, finisce con gli ospiti esultanti, finisce quindi col Cus che espugna il Lelio Catella per 2-1.